proposito dell'elezione di Trump ha detto che sostanzialmente può essere una grande opportunità per la politica italiana. Secondo me sì, perché se vado a vedere i componenti del G7 europei, quindi gli stati europei, l'unico stato che si può definire Trump friendly, insomma, che ha comunque affinità ideologiche e comunque non ha fatto campagna contro Trump è proprio l'Italia, quindi si apre secondo me un'autostrada a favore della Presidente Meloni che ha fra l'altro gestito bene la politica estera. Direi che noi possiamo diventare assolutamente la porta d'ingresso e di relazioni degli Stati Uniti con l'Europa. Io non so cosa ha in testa il Presidente Trump, ma di certo il mondo è in osmosi, l'ho già detto in molte occasioni. I mercati sono come i vasi comunicanti, pensare che gli Stati Uniti possano riempire di dazi per controllare diciamo, le importazioni negli Stati Uniti e immaginare che possano esportare nel mercato più florido del mondo, che è l'Europa, da 450 milioni di abitanti, indisturbati, non la vedo proprio. Quindi è ovvio che ogni azione corrisponde a una reazione, ma il Presidente Trump lo sa benissimo, è uomo d'affari, quindi sa come si fa. A livello internazionale il cittadino del mondo ritiene Venezia una parte anche di sé, nel senso che noi vediamo degli interventi del New York Times piuttosto che altri autorevoli quotidiani internazionali che trattano Venezia come figlia loro e a noi fa piacere questo. Dall'altro però la percezione a livello nazionale mi dà l'idea che sì, vabbè, ma tanto Venezia vive di turismo. No, Venezia deve essere il salotto buono di questo paese per presentare diciamo, il paese. Io immagino e spererei che un giorno, se ci fosse la visita che so, di Trump, fosse accolto a Palazzo Ducale